Amici di Directa Sport, buon pomeriggio. Da Palau comincia il weekend di grande sport sardo, come sempre, come spesso accade anzi. Dal Palaginestre di Palau, la Capodorso impegnata per l'ultima volta nella stagione regolare qui in casa, ospita la Virtus Roma, penultima in classifica, partita quanto mai importante per confermare e mantenere il secondo posto prima di chiudere la stagione tra una settimana in casa di Todi e poi tuffarsi nella storica avventura ai playoff. Avremo modo ovviamente in telecronaca di raccontare le cifre, gli aspetti tecnico-tattici di questa sfida che vede le galluresi nettamente favorite e per raccontare anche il momento della squadra di Guidarini. Al mio fianco c'è Moreno Serra, vicepresidente di una Capodorso reduce da una sconfitta pesante in casa di Casaldepazzi, però insomma la voglia è quella di passare oltre e di chiudere bene, perché è importante fare più punti possibile per quello che è appunto il discorso dei playoff. Sicuramente Casaldepazzi è una squadra molto forte, giovane. Oggi è una partita molto importante perché appunto con la vittoria di oggi potremmo essere matematicamente nei playoff, però non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Loro sono penultimi, però hanno fatto un 3-2 con la prima in classifica, con la Volley Group, e quindi grande attenzione e mai sottovalutare l'avversario. Prima di lasciarti, perché insomma ci stiamo avvicinando all'inizio del match, mi proietto già verso la post season che ormai ha un passo. Sarà un momento storico per voi, perché sarà, dai, mi sbilancio, la prima volta. Trasferte complicate, trasferte scomode, difficili anche dal punto di vista pallavolistico. Come state ragionando in vista di questo traguardo? Sì, come stavi dicendo tu, saranno sicuramente delle trasferte pesanti, particolari, perché la prospettiva è Puglia e Sicilia. Saranno pesanti per noi, ma saranno pesanti anche per gli altri. Quindi adesso pensiamo ad entrare definitivamente nei playoff e poi vedremo, insomma. Grazie mille. Allora Moreno Serra lo lasciamo anche agli ultimi aspetti organizzativi ovviamente di questa gara. Come sempre in casa Palau tutta la società, tutte le componenti partecipano a 360 gradi per la riuscita dell'evento, evento che vi raccontiamo in diretta qui dal Palaginestre. Allora solo qualche istante di pausa, la vado a raggiungere Andrea Farris in postazione di commento e poi sarà Capodorso contro Virtus Roma tra poco. Buon pomeriggio a tutti. Campionato nazionale pallavolo femminile, Serie B2 Girone G, 25esima giornata. Pallavolo Capodorso Palau Virtus Roma. Presentiamo i direttori di gara. Primo arbitro da Cagliari Diego Azzori. Secondo arbitro da Nuoro Giovanni Cancellu. Presentiamo le squadre in campo. Per la Virtus Roma, per la Virtus Roma con il numero 1 Martina Agostinucci. Con il numero 3 Francesca De Rossi. Con il numero 6 Claudia De Rossi. Con il numero 8 Ludovica Forastieri.
Con il numero 12 Giulia Lavalle. Con il numero 14 Carolina Romei. Con il numero 7 Eleonora Teofili. Allenatore Luca Nobili. Signore e signori, la Capodorso Palau. Con il numero 9 Caterina Sintoni. Con il numero 2 Melanie Menardo. Con il numero 5 Erika Lestini. Con il numero 8 Laura Loddo. Con il numero 11 Giorgia Baldelli. Con il numero 17 Alessandra Cucchiarini. Con il numero 12 Chiara Pesce. Allenatore Antonio Guidarini. È cominciato dunque questo match tra Capodorso Palau e Virtus Roma, la sfida tra la formazione seconda in classifica allenata da Antonio Guidarini e la penultima in classifica guidata da Luca Nobili. Scambio molto lungo questo, lo chiude Giorgia Baldelli per l'1-0 della Capodorso. Virtus Roma che attacca da destra verso sinistra rispetto alla telecamera guidata da Andrea Farris e alla nostra postazione di commento in diretta streaming su directasport.it e su sardegnasport.com. Virtus Roma in maglia blu con pantaloncini blu scuri, maglia azzurra con pantaloncini blu scuri. Andiamoli a vedere i due sestetti mentre mette a terra il primo pallone per la Virtus Roma Forastieri. Il sestetto della Virtus con Agostinucci e Claudia De Rossi, la diagonale palleggiatrice opposto, quindi Lavalle e Romei che sono le centrali, le bande Francesca De Rossi e appunto Forastieri, libero che Eleonora Teofile. Risponde Palau con Elena Formisano indisponibile in tribuna, Sintoni e Loddo palleggiatrice e opposto, Menardo e Lestini al centro, Cucchiarini e Valdelli le bande, il libero è Chiara Pesce. Out questo attacco. E allora vantaggio Virtus Roma 2-1 in questo primo set, la penultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie B2 di Girone G di pallavolo femminile. La Volley Group Roma già promossa in Serie B1 con 61 punti a 2 giornate dal termine. Alle sue spalle ci sono Palau e Casaldepazzi appaiate con 51. Casaldepazzi ha appena battuto Palau nel turno precedente di una settimana fa e allora questa sfida diventa quanto mai importante per Palau per mantenere il secondo posto prima dell'ultima giornata in casa di Todi e soprattutto avere il passaggio matematico ai playoff. Ai playoff poi il regolamento prevede il ricalcolo della classifica delle qualificate, il playoff a 6 tra girone G, H e I con appunto l'incrocio tutto meridionale per Palau con Puglia e Calabria. Le squadre qualificate porteranno al playoff i punti totalizzati diviso il numero delle partite, quindi il quoziente punti per ciascuna e in base a quello si comporrà il tabellone del playoff. Le migliori due salteranno il primo turno, quello dei quarti di finale, le altre 4 giocheranno appunto le sfide di quarti di finale al meglio delle 3 gare per poi qualificarsi alle semifinali e quindi all'atto conclusivo che potrà dare la qualificazione al campionato di B1. Insomma, una strada comunque lunga, quella del playoff. Palau vuole ottenere quanti più punti possibili dopo averne persi diversi in questa stagione, non senza rimpianti, per chissà poter saltare un turno o almeno avere il fattore campo qualora questo non dovesse essere possibile. La classifica, dicevamo, Volley Group con 61 punti, Palau e Casaldepazzi con 51, Sabaudia a 46, l'unica squadra che ha ancora la possibilità di insidiare il piazzamento playoff delle galluresi e delle laziali. Quindi a seguire, ormai senza più nulla da chiedere, ci sono Perugia con 44, Monterotondo con 42, Cave e Acqua e Sapone con 36, Todi
che ospiterà Palau nell'ultima giornata con 34, e poi la lotta a salvezza che vede Rieti con 32, Rieti che ospita Casaldepazzi, quindi la Dispoli con 28, Castelsardo con 25 già retrocessa, e Virtus Roma a 12 e Marino a 6 già da tempo matematicamente condannate al passaggio nella Serie C. Il programma di questa giornata: tutte le gare si giocano quest'oggi, il 30 di aprile, prima sfida che è già cominciata alle ore 15, quella di Perugia tra OMG Galletti Valle Ceppi contro Alef Matic Castelsardo, quindi alle 15:30 l'avvio della sfida che vi stiamo raccontando. 5 pari questo primo set tra Palau e Virtus Roma, poi a seguire ci sarà la gara delle 16 tra Volley Group e Monterotondo. Alle 17 ben 3 partite: Acque Sapone contro Cave Sabaudia, contro la Dispoli, e Rieti contro Casaldepazzi. Alle 18 chiude il programma, ultima partita a cominciare, la sfida tra Marino e Todi. Questo dunque il riepilogo della situazione per questo campionato di Serie B2 Girone G, che volge al termine. Avanti la Capodorso 6-5 in questo primo set, il servizio di Laura Loddo che, come già capitato diverse volte in questa stagione, parte dall'inizio al posto di Elena Formisano, che però non è a disposizione. L'attacco adesso di Cucchiarini tocca la difesa, può contrattaccare da seconda linea Forastieri, tiene bene senza problemi la difesa di Palau. Allora il contrattacco da parte di Alessandra Cucchiarini, che non perdona. Attacco in diagonale nel cuore della difesa della Virtus Roma, malinteso tra Teofile e le compagne. Il libero vede cadere la palla davanti a sé, non riesce a intervenire nonostante abbozzi l'intervento, e allora prova ad allungare Palau in questo primo set 7-5, la possibilità di andare avanti al primo time out tecnico di questo pomeriggio. Laura Loddo, la battuta filorete fuori di poco sulla parallela, ben lasciata questa palla, molto insidiosa, però è out. E allora è il turno al servizio di Lavalle, la numero 12, Giulia Lavalle, la centrale della Virtus Roma, allenata da Luca Nobili, assistito da Consuelo Felici. Passa con la difesa out Cucchiarini, 8-6. Allora primo time out tecnico al Palaginestre, avanti la Capodorso. Si riparte dalla 8-6 della Capodorso con Alessandra Cucchiarini, subito vivacissima in attacco, la numero 17 gallurese. Il primo tempo giocato dalla Virtus, che però non chiude. Allora da seconda linea Loddo trova però la precisa difesa di Agostinucci, quindi l'attacco da parte di Claudia De Rossi. Ancora la possibilità per la numero 6, attacco stretto, bravissima in difesa Sintoni, quindi Baldelli a girare questa palla assolutamente difficile. Un gran punto quello di Giorgia Baldelli, bel punto corale da parte della Capodorso, con una gran difesa di Sintoni. Brava anche Pesce a rimettere in gioco per Baldelli, che poi di puro talento ha girato questa palla in posizione non certo semplice. Difesa della Virtus Roma che a quel punto era impreparata, in precario equilibrio, e allora 9-6. Ancora al servizio Cucchiarini, la battuta in salto molto potente, ben tenuta però da Teofile, poi alzata così per il pugno di De Rossi, che non può ovviamente affondare, può farlo come Menardo con ricezione comoda. Sintoni va dalla sua centrale e va a firmare il 10-6. Ora il servizio di Cucchiarini a mettere in grande difficoltà la Virtus. In qualche modo riesce la Virtus a rimettere in gioco questa palla. Sintoni però col secondo tocco va a trovare un altro punto per la Capodorso, più 5 per le ragazze galluresi. Time out in campo chiesto da Nobili e noi ci fermiamo. 11-6, vantaggio Capodorso Palau contro questa Virtus Roma, che ha cominciato la sfida come purtroppo per lei era nelle previsioni, anche se adesso arriva un gran punto da parte di Francesca De Rossi. Avvio difficile per le ragazze capitoline. 11-7 con il pallone messo a terra dalla numero 3 della Virtus Roma. 11-7 il punteggio. Al servizio va Claudia De Rossi, duello a rete tra Sintoni
e la collega Agostinucci, poi Baldelli trova la difesa da parte di Claudia De Rossi, la palla danza tra le mani di Sintonia Menardo Amuro e il punto arriva ancora da parte della numero 3 della Virtus, Francesca De Rossi, brava a lavorare questa palla, a lavorare con il muro. Agostinucci stavolta va dietro da Romei, c'è l'infrazione nella metà campo romana, non ci sono assolutamente proteste da parte delle ospiti. Allora 12-8 il punteggio, attacco che era stato messo a terra da parte di Romei con Agostinucci che era andata dietro dalla sua centrale. Ancora una buona ricezione per la Virtus, ancora dietro da Romei, ha capito tutto però Baldelli che mura senza appello. 13-8 il punteggio, servizio va a Melanie Menardo, la battuta a piede a terra da parte della centrale numero 2 su Francesca De Rossi che poi va ad attaccare, trovata da Agostinucci, il fallo a rete da parte di Lestini. (13-9) cielo d'intesa tra Lestini e il secondo arbitro Giovanni Cancello. Il primo è Diego Azzori di Cagliari, Giovanni Cancello di Nuoro. L'ace da parte di Francesca De Rossi, mal lasciata questa palla da Giorgia Baldelli in questa circostanza e allora rosicchia un punticino alla Virtus Roma. 13-10 con il servizio della numero 3 che cerca di nuovo la soluzione sulla parallela, stavolta out nettamente. Ha provato a sorprendere con la stessa moneta qua Francesca De Rossi. Allora il servizio va a Caterina Sintoni proprio sulla numero 3 della Virtus, la palla è per Forastieri che viene ben difesa, quindi Baldelli out, non c'è tocco da parte del muro sull'attacco di Giorgia Baldelli e allora palla out. 14-11 scusate. Virtus Roma che deve rimontare 3 punti in questo primo set. Palla insidiosa lavorata da parte di Romei, non la governa assolutamente Laura Loddo e la palla termina alle sue spalle dopo che l'aveva toccata. Allora 14-12, errore qua abbastanza banale in ricezione da parte della giovane opposta che oggi parte in sestetto e fa le veci di Elena Formisano. Direttamente in rete il servizio da parte di Romei. 15-12. Adesso viene catechizzata da Luca Nobili. Servizio di Baldelli, ancora il servizio del Capodorso a cercare di insistere e di sollecitare Francesca De Rossi, evidentemente individuata come attaccante più pericoloso delle laziali. È out l'attacco adesso della Virtus Roma. Allora secondo time out tecnico di questo primo set, Palau avanti 16-12. La palla si ferma sul nastro sul servizio di Giorgia Baldelli, sembrava potesse arrampicarsi sullo stesso e invece rimane nel campo della Capodorso. 16-13 la ricezione proprio di Baldelli, va al centro da Erika Lestini, Caterina Sintoni e Lestini non si fa pregare, tempi giusti, palla picchiata e indifendibile per la Virtus Roma. 17-13. A servizio Erika Lestini, proprio lei, centrale ex Rieti che oggi ospita Casaldepazzi. Palau si augura che possa la formazione reatina togliere qualche punto a quella Casaldepazzi che una settimana fa ha rimontato da 0-1 vincendo 3-1 e appaiando in classifica alla Capodorso. Out l'attacco
di Claudia De Rossi. E allora 18-13, Virtus Roma, come detto, penultima in classifica, condannata da diverso tempo. Attenzione, perché la Virtus fa fatica ora a rimettere in gioco, a mantenere in gioco questa palla. C'è la possibilità ancora per l'attacco di Palau con Loddo a tutto braccio. Laura Loddo. 19-13. Time out in campo, lo chiede ancora Luca Nobili, secondo time out discrezionale del primo set per la Virtus Roma. 19-13, Palau che sembra aver trovato l'abbrivio per portare a casa questa prima partita. (19-13) Capodorso che adesso incassa il punto messo a segno da Forastieri. Attacca quasi senza muro qua Forastieri. 19-14, Palau che, come detto, chiuderà la stagione il 7 di maggio in casa di Todi, mentre Casaldepazzi avrà l'ultima partita in casa contro la Acqua e Sapone, due squadre che non hanno più nulla da chiedere, Todi e Acqua e Sapone. Allora, per le due formazioni seconde in classifica l'obiettivo è vincere, fare 6 punti. In quel caso ovviamente Palau rimarrebbe seconda, ma soprattutto fare il massimo dei punti in questo campionato per poi portarsi dietro un buon punteggio nei playoff. Come detto, Casaldepazzi di Siena a Rieti quest'oggi. In coda Rieti e la Dispoli si giocano la salvezza. Rieti e la Dispoli che poi avranno lo scontro diretto davvero caldissimo tra una settimana. Al momento Rieti ha 4 punti di vantaggio sulla Dispoli, quindi potrebbe, qualora i risultati lo permettessero, chiudere il discorso già oggi, ma lo vedremo alla fine ovviamente di questa penultima giornata di stagione regolare. Cucchiarini a segno giocando con il muro che colpisce la palla mentre era in caduta, e allora è +7 Capodorso. 21-14 all'andata. Fu netta la vittoria della Capodorso Palau in casa della Virtus Roma, 3-0, 25-19, 25-14, 25-21 era il 16 di gennaio, e Palau aveva inanellato una serie importante di vittorie, una serie che la Capodorso aveva intrapreso con la vittoria di Sabaudia, battendo in serie appunto la Cafe Circi, quindi Marino Rieti, perdendo poi il derby di Castelsardo, ma poi battendo di nuovo Casaldepazzi per 3-1, la Virtus Roma appunto per 3-0 e Todi ancora per 3-0, quindi Monterotondo per 3-1 nella prima di ritorno, e poi un nuovo momento di crisi per la Capodorso all'inizio del girone di ritorno con la sconfitta per 3-1 alla Dispoli, quella in casa contro Cave per 3-2, prima di riprendere il volo e cedere soltanto alla Volley Group e appunto domenica scorsa a Casaldepazzi. Si è interrotta sabato scorso, scusate, contro Casaldepazzi, una serie che per Palau vedeva 5 vittorie consecutive da 3 punti tra casa e trasferta. 22-15 adesso il punteggio per Palau, con l'ingresso in campo di Marta Saba adesso al posto di Caterina Sintoni. Un po' di riposo per il capitano e pallettatrice titolare Saba, che va dietro da Menardo, ben difesa quest'attacco da Agostinucci, poi l'attacco di Claudia De Rossi, murata da Melanie Menardo che aspettava ancora una volta lì. L'attacco della Virtus abbastanza prevedibile durante questo primo set. 23-15 il punteggio. Ancora servizio Cucchiarini, battuta su Forastieri, quindi ancora out Claudia De Rossi, altro errore in attacco. 24-15, ci sono 9 palle set per Palau. Il primo lo gioca sul servizio di Alessandra Cucchiarini, che cercherà come sempre l'ace, giocatrice che batte il 99% delle volte in salto, lo fa anche adesso e manda la palla out.
24-16. Servizio affidato alla neo entrata Gaia Di Paolo, rilevato Agostinucci, cambio in regia per Luca Nobili. Attenzione all'attacco da parte di Francesca De Rossi, c'è Cucchiarini, Saba per chiudere da Baldelli, il tocco del muro, si disturbano Teofile e Forastieri e allora va in archivio questo primo set al Pallaginestre. Capodorso che chiude 25-16 senza problemi con tutte le varie giocatrici che hanno avuto un buon rendimento in attacco, netto il divario tra le due formazioni. Allora Palau parte in testa e fa gara di testa in questo pomeriggio gallurese. A tra poco. C'è Martina Polito in campo per la Virtus Roma al posto di Carolina Romei, mossa da parte di Luca Nobili. Capodorso che però comincia ancora in vantaggio con il punto dell'1-0. Capodorso avanti un 7-0, vittoria per 25-16 al termine del primo set. Agostinucci in bagger va da Forastieri che si fa trovare pronta e mette a terra questo pallone di tocco dopo un'alzata non semplice per la sua palleggiatrice. Uno pari il punteggio. Lestini con una palla non semplice riesce a girarla e firma il 2-1. Capodorso che è ripartita con il sestetto d'inizio gara con Sintoni e Lotto, quindi Lestini e Menardo al centro, Cucchiarini e Baldelli le schiacciatrici con il pesce che è il libero. Durante il primo set Guidarini ha dato un po' di campo a Marta Saba, la palleggiatrice di riserva, mentre Gaia Di Paolo, la numero 9 di Luca Nobili, va ad avvicinarsi proprio al suo allenatore. Era entrata nella parte finale del primo set e probabilmente verrà chiamata in causa tra poco, visto che è stata messa a sedersi in panchina. C'è la difesa di Sintoni, quindi Baldelli in bagger da Loddo che va in diagonale, la palla probabilmente era indirizzata fuori, la tiene in campo e poi la mette a terra Forastieri, e dopo aver forse salvato Palau la condanna in questa situazione con un'ottima palla giocata con le mani del muro, palla che incrocia sulle mani esterne e termina comunque in campo. 3-2 Virtus in questo secondo set. A servizio Martina Agostinucci, poi Cucchiarini arriva di gran carriera e va a piegare la mano sinistra di Teofile, Eleonora Teofile. L'altra è Claudia, che però non è in elenco quest'oggi. Diverse le giocatrici non in elenco rispetto a quello che è il roster ufficiale della Virtus Roma. Out Silvia Lomartire, Claudia Forti, Michela De Rossi e appunto Claudia Teofile e Marta Cutrera. 4-3 il punteggio, con il servizio adesso affidato a Forastieri. Prime battute di questo secondo set. Virtus Roma che vuole provare a dare un pochino più di filo da torcere alla Capodorso. Non è questo sicuramente il modo, ovvero quello di sbagliare servizi non forzati come in questo caso fatto da Forastieri. 5-3 Capodorso. Riceve Forastieri, quindi Agostinucci, palla molto difficile per Claudia De Rossi, che infatti viene aspettata lì da Cucchiarini. Sin troppo facile il suo muro per il 6-3. Capodorso che prova subito a scappare in questo secondo set. Lotto al servizio, riceve bene Teofile, Agostinucci va da Francesca De Rossi. Questo è un bel attacco molto stretto, prova ad intervenire Cucchiarini
non riesce però a tenere viva l'azione della squadra bianco-verde. E allora 6-4, in battuta va la Valle, riceve Cucchiarini, Sintoni va dietro da Menardo, out l'attacco di Melanie Menardo, non c'è tocco del muro. E allora 6-5. Sintoni spinge questa palla da Cucchiarini, che però non si intende con la sua palleggiatrice. Cucchiarini era già partita con un altro tipo di rincorsa, si è trovata sotto la palla e non ha potuto far altro che sfiorarla quando ormai era impossibile attaccare Sintoni. Adesso va ancora da Menardo, tenuta l'attacco della numero 2, bene in difesa qui la Virtus. Sintoni stavolta va da Cucchiarini, che non sbaglia una seconda volta. 7-6. Cambio per la Virtus con il nuova sostituzione in regia, fuori Agostinucci, dentro Gaia Di Paolo. Problemino fisico forse per la numero 1 della Virtus, sembrerebbe dolorante alla mano sinistra, non abbiamo capito bene cosa sia successo. Cambio sicuramente forzato per la Virtus, visto che in questo momento stavano funzionando bene le cose nel clan romano. Adesso bisogna far lume, bisogna avere lume e far luce sulla formazione della Virtus. (7-6) per la Capodorso, che va al servizio con la sua battuta più forte, ovvero quella di Alessandra Cucchiarini. Teofile da Francesca De Rossi, c'è Baldelli al centro del campo, quindi da seconda linea Cucchiarini, ci sono le mani di Polito, quindi murata Francesca De Rossi, muro di contenimento, ancora De Rossi, la seconda opportunità con il pallonetto. Sintoni direttamente con il palleggio dall'altra parte, non si fa sorprendere la difesa, il muro è out di Menardo e alla fine la Virtus chiude al terzo attacco della sua numero 3. 7 pari il parziale in questo secondo set. Il servizio affidato a Claudia De Rossi, battuta che forse sarebbe andata out, la tiene in campo Pesce. Allora lodo da seconda linea, c'è Eleonora Teofile, quindi Di Paolo, anzi sì, Di Paolo a trovare Forastieri che non chiude Baldelli. E allora 8-7, e allora primo time out tecnico di questo secondo set, con Capodorso avanti di un punto sulla Virtus Roma qui al Palaginestre. 8-7, e ha chiuso il primo la formazione sarda col punteggio di 25-16. Si riparte dall'8-7 per Palau in questo secondo set, a servizio Menardo, che va a servire su Forastieri. Ancora la possibilità per il contrattacco di Palau con Baldelli direttamente sul bagger di Eleonora Teofile, quindi Francesca De Rossi ancora a trovare la difesa e chiude poi Laura Loddo, brava a lavorare questa palla, toccare il muro ma non a contenere l'attacco della numero 8 bianco-verde. Ancora Menardo al servizio. Palau che prova a scappare dopo il primo timeout tecnico, cosa che aveva fatto nel primo set. Qua si disturbano Baldelli e Menardo e allora la difesa di Baldelli è out. 9-8 più 1 Palau, servizio affidato adesso per la Virtus Roma a Francesca De Rossi. E ace da parte di De Rossi, mal lasciata qui
la palla da Alessandra Cucchiarini. E di nuovo parità a quota 9, servizio non resistibile da parte della numero 3 della Virtus, che sta un pochino facendo la leader in questo pomeriggio palaese. Ora manda però la palla direttamente in rete. Caterina Sintoni al servizio. il punteggio, l'ace da parte di Caterina Sintoni. 2 volte sbagliano il bugger, proprio Francesca De Rossi prima e poi la numero 9, la palleggiatrice Gaia Di Paolo. Vedremo se Agostinucci sarà in grado di rientrare in campo. Ancora la ricezione sbagliata da Francesca De Rossi. Buon per lei che la Virtus ha la possibilità di attaccare una seconda volta. Tiene la difesa di Pesce, quindi Baldelli manda di là in bugger. E allora ancora Di Paolo dietro, stavolta da Martina Polito, che chiude con la veloce 11-10. Io vi ricordo, questo è il primo di ben 8 appuntamenti targati Directa Sport in questo grande weekend del 1° maggio. Si comincia oggi dal Palaginestre, ma poi stasera la diretta della Sardinia Kickboxing con il grande evento live da Villa San Pietro, con la telecronaca gestita da Roberto Rubi. Un grande appuntamento con il kickboxing e gli sport da combattimento a firma directasport.it. In contemporanea alle 20:30 si gioca a Selardus la gara tra San Salvatore e Salerno 92, gara che verrà trasmessa in differita da lunedì sui nostri canali. Gara 1 del playout per giocarsi la salvezza nel campionato di serie A2 di basket femminile. Poi domenica tanto spazio al calcio, con il calcio giovanile di mattina alle 10, Libertas Barumini San Francesco Quartu Sant'Elena, semifinale regionale dei giovanissimi. Alle 11 Lanteri Sassari contro San Francesco per la semifinale regionale allievi. Quindi dalle 16:30 Sorso Bosa, grande appuntamento in diretta per il playoff di promozione con il calcio regionale e il basket, con l'esordio delle 2 formazioni cagliaritane, l'Accademia Sustentus Estu contro Sarzana e l'Esperia Cagliari contro la formazione di Val di Ceppo. Primo turno, prima giornata del girone delle finali nazionali, le fasi nazionali del campionato di Serie C Silver di basket maschile. Allora 8 appuntamenti, directasport.it, sardeniasport.com per portarvi su tutti i campi, su tutti i palazzetti dello sport isolano. Ovviamente in questo momento in diretta e fino a stasera tutta la copertura relativa a Cagliari-Livorno, la Serie B, con il Cagliari che cerca gli ultimi punti per portare a casa una promozione in Serie A tanto agognata e tanto sofferta, visto un 2016 estremamente negativo. Domenica la Serie D con appuntamenti molto importanti per le squadre sarde, le 8 squadre sarde che cercano la permanenza in categoria oppure la promozione. Il caso in particolare di Torres e Olbia. Torres di scena a Lanusei. È il big match per quanto riguarda il calcio sardo, quello dell'Ijus di Lanusei, un appuntamento storico per gli oliastrini. Siamo 13 pari intanto qua al Palaginestre, con la Capodorso che non riesce a scrollarsi di dosso una Virtus Roma mai doma. È davvero coriacea quest'oggi sul parquet gallurese. Sintoni adesso va in bugger da Cucchiarini, bella palla per Alessandra Cucchiarini, ha però registrato la difesa la Virtus. Adesso sta trovando una buona continuità in difesa e quindi in fase di contrattacco. Non riesce comunque a chiudere la squadra di Nobili, che può però ancora picchiare con Francesca De Rossi. Quindi il Loddo a sua volta con l'ennesimo contrattacco di questo scambio molto lungo. Tiene con una gran difesa Alessia Vivo, adesso inserita per rinforzare la seconda linea come spesso fa Antonio Guidarini. Il pasticcio da parte di Gaia Di Paolo. Arrabbia tantissimo Luca Nobili con le sue ragazze, perché in un momento in cui stanno trovando una discreta continuità sul campo nei vari fondamentali, commettere questo tipo di errori è assolutamente grave per una squadra come la Virtus Roma, che vuole
trovare una prestazione di prestigio e magari chissà anche qualche punto in casa della seconda in classifica, nonostante questi non servano ovviamente alla graduatoria di una Virtus Roma già da tempo condannata. 15-13 il punteggio adesso. Capodorso che piazza un altro piccolo break e vedremo se sarà l'abbrivio giusto per portare a casa anche il secondo set, il primo punto di questo pomeriggio. Intanto c'è time out per la Virtus Roma. 15-13 Palau e noi ci fermiamo. Si torna al time out perché il 16-13, time out discrezionale che era arrivato sul 15-13, allora solo un punto prima di fermarsi nuovamente, più 3 Capodorso in questo secondo set. Si riparte dal 16-13 per la Capodorso Palau dopo il time out tecnico che ha seguito a stretto giro di posta il time out discrezionale, il primo di questo secondo set per coach Luca Nobili. Chiara pesce in bagger così da Cucchiarini che deve lavorare questa palla. C'è la difesa della Virtus, quindi il contrattacco di Francesca De Rossi tenuto dalla difesa palaese. Il primo tempo così eseguito da Sintoni e Menardo, poi l'attacco stretto di Claudia De Rossi, non ci arriva la difesa e allora 16-14 il punteggio. La battuta di Lavalle, Sintoni spinge questa palla da Cucchiarini che piega prima le mani del muro, poi quelle a fondo campo di Ludovica Forastieri ed è Palau che va di nuovo al servizio con Alessandra Cucchiarini. Sempre un gran bel clima qui al Pala Ginestre, anche in una pomeriggio dove non c'è il tutto esaurito e dove non c'è sicuramente il pienone, ma il sostegno per Palau è davvero vibrante, consistente, sempre un'arma importante quella del fattore campo per la Capodorso. Adesso Gagna di Paolo a trovare dietro Claudia De Rossi, qui dorme a muro. Palau dorme anche in difesa, la voragine nel campo gallurese. E allora 17-15, cambio per Luca Nobili che manda in campo con il numero 18 Ilaria Rosa. È out adesso il servizio proprio da parte di Ilaria Rosa ed ora 18-15, un 7-0 ricordiamo per Palau. 25-16 il punteggio del precedente parziale. Teofile va da Francesca De Rossi che decide per il pallonetto, attenta vivo, quindi lodo ancora Teofile, palla a filo rete, Lestini mette le mani, produce la possibilità di contrattacco. Sintoni va da vivo che non può attaccare, quindi Di Paolo, allora da seconda linea Cucchiarini, ancora Teofile, quindi Di Paolo dietro da Martina Polito che gioca ancora bene con il muro basso qui di Alessia Vivo e quindi 18-16. E out il servizio di Francesca De Rossi. 19-16. Più 3 Capodorso, il servizio di Caterina Sintoni tenuto da Forestieri che poi va ad attaccare in campo. L'attacco di Forastieri,
palla che tocca il nastro e finisce vicino alla riga laterale. 19-17 il punteggio, servizio affidato a Martina Polito. Scelta all'inizio di questo secondo set da Luca Nobili che prepara il ritorno in campo di Agostinucci, la palleggiatrice titolare. Sembra essersi ristabilita, anche se rimane comunque dolorante, se non l'abbiamo visto male, alla mano sinistra. Vedremo se il suo ritorno in campo sarà imminente. Palau che deve difendere 3 punti di vantaggio, 20-17 il punteggio, vivo al servizio su Forastieri, quindi ancora Di Paolo per la sua numero 8 che attacca in campo. C'è la difesa di Cucchiarini, c'è ancora la possibilità, ancora per Forastieri che passa, muro scomposto per la Capodorso. Attacco della Virtus Roma che è abbastanza prevedibile, visto che Di Paolo sta spingendo molto proprio su Forastieri. Qui Palau non ha deciso di saltare a opzione, quindi di anticipare la mossa a muro, e allora è arrivata una facile opportunità in attacco per Ludovica Forastieri. Servizio per Agostinucci che ritorna in campo. Con lei c'è anche Giulia Lavalle che appunto ritorna sul parquet. Escono Di Paolo e Polito, le due subentrate rispetto al sestetto d'inizio partita. Picchia duro adesso Cucchiarini e passa, è sicuramente l'attaccante più in palla, Alessandra Cucchiarini. Palau che adesso sta giocando questo secondo set senza Giorgia Baldelli, uscita probabilmente per precauzione, per preservarsi un po', e in campo c'è Alessia Vivo. Palau che con questa mossa ovviamente guadagna qualcosina in ricezione in difesa, ma perde in attacco, dove ci si poggia soprattutto su Cucchiarini. Adesso il muro a 2 di Menardo e Lodo, muro di contenimento, quindi Forastieri. C'è la difesa attenta di Lodo, Sintoni va da Cucchiarini, arriva Teofile in allungo, quindi Agostinucci dietro da Forastieri che passa e mette a terra il punto numero 19 della Virtus, che non molla. Battuta lentissima da parte di Forastieri, cercava una battuta tattica, palla che a fatica arriva sulla rete, si ferma però sul nastro. 22-19. Tocca a Laura Loddo al servizio. Pronta a entrare anche Laura Coro in questa partita, va sulla parallela Laura Loddo e manda la palla out. La numero 8 di Guidarini. Lavalle riceve pesce, Sintoni in bagger da Loddo, la seconda linea, le mani di Martina Polito e palla che però cade per il 23-20, a 2 punti da questo secondo set. Palau che ha comunque, pur non riuscendo a staccare per davvero la Virtus, ha comunque fatto gara di testa dall'inizio alla fine in questo secondo set. Adesso in palleggio Cucchiarini non benissimo, Loddo deve picchiare da seconda linea, trova Forastieri attenta in difesa. Agostinucci per Claudia De Rossi che manda la palla out senza forzare, regala 4 palle set alla Capodorso. (24-20) il punteggio. La battuta in salto di Cucchiarini ancora su Forastieri che l'aspetta lì. Agostinucci da Polito, c'è pesce, quindi vivo in bagger da Sintoni per chiudere, e lo fa il capitano della Capodorso. 25-20, 2-0 Capodorso, 25-16 nel primo set. Palau che dunque comanda, gestisce come da pronostico in questo pomeriggio al Pallaginestre. Noi ci fermiamo
per qualche istante, poi torniamo in diretta per il racconto del terzo set. Si riparte dal 2-0 per la Capodorso Palau, 25-16, 25-20 in questa sfida che vale per la penultima giornata del girone G del campionato di Serie B2 di pallavolo femminile. Capodorso che deve vincere per rendere matematica la storica partecipazione ai playoff di Serie B2 e per tenere il secondo posto prima dell'ultima giornata in casa di Todi, mentre Casaldepazzi, sperando che Casaldepazzi oggi perda qualche punto in casa di Rieti prima di chiudere tra una settimana in casa contro l'Acqua e Sapone. Capodorso avanti 1-0 in questo terzo set. La formazione di Guidarini è ripartita con Laura Coro al centro al posto di Melanie Menardo, anzi di Erika Lestini, con Giorgia Baldelli che è ritornata in campo al posto di Alessia Vivo, che aveva giocato buona parte del secondo set come schiacciatrice al fianco di Alessandra Cucchiarini. Per quanto riguarda la Virtus Roma, adesso arriva il punto di Forastieri, c'è per la formazione di Luca Nobili Agostinucci con Claudio De Rossi, quindi Teofile che è il libero, le schiacciatrici Francesca De Rossi e Forastieri al centro, La Valle e Romei. Stetto dunque di inizio gara per Luca Nobili, anzi no, mi correggo, c'è Polito al posto di Claudia De Rossi, che comincia in panchina questo terzo set. 2-1 Palau. E al servizio va Giorgia Baldelli, come detto secondo set in naftalina per l'ex Ermea Olbia e Foppa Pedretti Bergamo. Cucchiarini mette le due mani sopra la rete, ricezione sbagliata da parte della Virtus, e allora 3-1 in campo adesso per la Virtus. C'è Gaia Di Paolo come schiacciatrice, la pallatrice di riserva che ha giocato buona parte del secondo set e una minima parte del primo al posto di Agostinucci, che aveva avuto qualche problemino a una mano. Agostinucci di nuovo in regia. Loddo, la parallela di Laura Loddo, spigola però questa palla Teofile, e allora 4-1 Palau, che vuole subito andare via in questo terzo set e mettere le mani su questa partita, rendere più breve possibile questa pratica. Agostinucci va da Forastieri, quindi Baldelli in bugger a trovare ancora il bugger a sua volta di Paolo. Le mani del muro di Coro e Loddo, e palla out. Si arrabbia con se stessa probabilmente Laura Loddo. La battuta su Chiara Pesce Sintoni va da Loddo, primo tempo molto bene eseguito. 5-2. Servizio proprio di Laura Coro, quindi Polito che non chiude, c'è Sintoni, arriva a Menardo in bugger per Laura Loddo, palla che picchia sul nastro, permette seppur con difficoltà l'intervento a Teofile. L'attacco di Forastieri è in campo, dato in campo l'attacco di Forastieri, davvero al limite qua. 5-3. Servizio affidato a Forastieri, Ludovica Forastieri, quindi Loddo, difesa bene proprio da Forastieri, sicuramente una delle giocatrici più energiche che sta cercando di tracciare la squadra di
Luca Nobili. Ora dorme la formazione palaese e Cucchiarini guarda cadere questa palla dopo la difesa di Sintoni. 5-4. Direttamente in rete Forastieri, tanta rabbia ovviamente nel campo di Palau per l'ultima difesa che non è arrivata. Caterina Sintoni a strigliare le sue compagne per il calo di concentrazione che ha regalato sostanzialmente un punto alla Virtus Roma. 6-4 Palau in questo terzo set. Adesso Polito direttamente out, il suo tentativo di tenere giocabile e questa palla su un'alzata molto difficile. Servizio ancora per Laura Loddo. Out direttamente la battuta dell'opposto numero 8. 7-5 ha cercato l'Ace per portare la Capodorso al primo time out tecnico di questo terzo set. Sintoni va da Cucchiarini, attacco a tutto braccio di Cucchiarini, ben difeso, quindi palla a filo rete per Francesca De Rossi. Sintoni in palleggio direttamente verso il fondo del campo e poi cerca ancora Menardo di trovare Cucchiarini che però non può affondare, a palla per l'attacco non definitivo di Carolina Romei, quindi Loddo. Ancora una buona difesa di Forastieri che sta giocando un'ottima partita. Francesca De Rossi in 3 addirittura della Capodorso su questo pallone, rimane viva, Menardo la manda di là, rischio di pasticcio per Palau e alla fine con un colpo di genio da parte di Gaia Di Paolo arriva il punto per la Virtus Roma. Viene dato però fallo, non abbiamo capito il fischio da parte qui del signor Cancellu. Comunque la sostanza non cambia. 8-5 il vantaggio di Palau. Time out tecnico in campo e noi ci fermiamo. 8-5 Capodorso, il servizio in salto di Alessandra Cucchiarini tenuto da Teofile, la seconda linea Forastieri, ancora Cucchiarini a difendere questa palla, poi Menardo, impossibile o meno difficilissimo rimandare di là questa palla, ci ha provato con il pugno destro, la palla che rimane lì e allora 8-6. Gaia Di Paolo al servizio su Chiara Pesce, Sintoni da Baldelli. 9-6 il punteggio. La battuta di Menardo, quindi Agostinucci a trovare dalla seconda linea Forastieri, il muro di contenimento, c'è però la copertura da parte di Palau, quindi Lod, ancora il muro, non passa la Capodorso. Terza possibilità per Baldelli, palla difficile, c'è Teofile, Agostinucci va da Francesca De Rossi con una prodezza in difesa Laura Loddo, ma la palla è comunque out e allora rosicchia un altro punto. 9-7 la Virtus Roma, -2 per le ragazze di Luca Nobili che stanno dando davvero una grande prova di combattività qui a Palau. Capodorso che per la verità in questo terzo set sta facendo molta confusione in attacco e non solo. La battuta su Cucchiarini, quindi Baldelli, altra palla complicata per Giorgia Baldelli. Di Paolo in bagger da Forastieri, la difesa di Alessandra Cucchiarini. Sintoni dietro da Coro, c'è il palleggio di Francesca De Rossi, palleggio difensivo, poi Forastieri può anche attaccare, non chiude, lo può fare ancora Baldelli, attacco stretto da parte di Giorgia Baldelli. (10-7) il punteggio. E Caterina Sintoni al servizio, in rete
la battuta del capitano della squadra palaese. Era 10-8. Riceve Pesce, Sintoni va da Loddo, poi Francesca De Rossi, quindi Agostinucci, l'attacco di Agostinucci, scusate, l'attacco di Forastieri. 10-9 e in campo sta facendo una grande partita la numero 8 della Virtus Roma, davvero molto molto efficace in attacco e in difesa, anche dal punto di vista carismatico, sta sin dalle prime battute di questa partita trainando le sue compagne. Virtus Roma che è in partita in questa fase centrale del terzo set. Palau avanti 2-7-0, ricordiamo 25-16, 25-20. Chiude adesso Loddo. Momento della partita, direi decisivo. Capodorso che deve tenere a distanza la Virtus e trovare ancora qualche punticino. Ora ancora un po' di confusione e allora Forastieri, il muro è out da parte di Coro, data vicinissima ad un gran muro, palla che si è impennata, è caduta vicina alla linea di fondo. 11-10. Servizio di Martina Agostinucci. Ancora ad ostacolarsi Baldelli e Pesce. Allora possibilità per l'attacco romano con Forastieri. Arriva Sintoni in rullata e poi è out l'attacco di Alessandra Cucchiarini. 11 pari il punteggio. Sono disturbate nettamente Baldelli e Pesce, palla che sembrava di Giorgia Baldelli. Sintoni va ancora da Cucchiarini, l'attacco in parallela qua di Cucchiarini, gran palla messa a terra dalla numero 17, attaccante più efficace in questo pomeriggio per Palau. Mentre Baldelli ha attaccato ben pochi palloni nel complesso. Polito adesso il muro. (13-11). Coro al servizio per Palau, avanti 2-7-0. La battuta di Laura Coro a cercare Teofile, quindi da seconda linea, palla complicata per Francesca De Rossi. In bagger va Baldelli da Cucchiarini, c'è ancora Francesca De Rossi e quindi l'attacco di Forastieri. Intervento sulla rete da parte di Loddo. 13-12. Più uno Palau, set in equilibrio, anche se siamo ancora nella fase tiepida, diciamo così, prima di arrivare a quella calda. Menardo, attacco che sembrava definitivo, non lo è. La palla spiove sul nastro senza problemi. Francesca De Rossi mette le mani, basta toccarla per pareggiare il conto a quota 13. Pesce a ricevere questo servizio di Forastieri e quindi Loddo a chiudere per il punto numero 14. (14-13) Palau. La battuta adesso è di Laura Loddo, alti e bassi per lei in questa partita. Nel complesso comunque una partita molto gagliarda da parte dell'attaccante bianco-verde. Non abbiamo sotto mano le statistiche, ma a una occhiata superficiale possiamo dire che la prova della giovane opposta oggi titolare, vista l'indisponibilità di Elena Formisano, è stata condita da buonissime cose, altre meno buone, soprattutto
in difesa. Sicuramente la più continua in attacco è stata Alessandra Cucchiarini, poco chiamata in causa Baldelli, che però è la classica giocatrice che in questo tipo di partite deve mettere a terra i palloni pesanti, e nei momenti caldi Sintoni, se ne avrà possibilità, andrà sicuramente dalla sua sodale ex Ermea. 15-14 adesso, non vuole mollare assolutamente la Virtus Roma, che ha evidentemente capito di poter creare grattacapi a Palau, lo ha visto soprattutto nel secondo set, lo sta vedendo in questo terzo parziale, e allora vuole rimanere agganciata alla partita, magari allungarla portando a casa almeno un set. Il fischio di Azzori, primo arbitro di questo pomeriggio, il secondo è Cancellu per riprendere il gioco, e allora Di Paolo va da Forastieri che mette a terra il punto del 15 pari, e allora adesso sul servizio di Martina Polito ci si gioca il passaggio avanti al secondo time out tecnico di questo terzo set. La battuta proprio di Polito, Baldelli in qualche modo Sintoni a spingere questa palla da Cucchiarini, tenuta molto bene dalla difesa all'attacco di Cucchiarini, ancora Menardo, ancora una bravissima Polito che sta salendo di tono, poi Francesca De Rossi non chiude perché c'è precisa Pesce, quindi Menardo in diagonale, Agostinucci, scambio molto lungo, molto bello e molto valido, De Rossi, il tuffo di Pesce, c'è Menardo, la palla è ancora viva, quindi Di Paolo va da Francesca De Rossi, il tuffo di Baldelli, la difesa è out e la Virtus Roma passa avanti 16-15, time out tecnico e noi ci fermiamo. Si riparte, Virtus Roma avanti in questo terzo set, 16-15, servizio ancora di Martina Polito. Sintoni il primo tempo con Menardo, non può far altro che toccare, guardare la palla cadere a terra. Agostinucci rientra bene dal time out tecnico la Capodorso e il servizio adesso affidato ad Alessandra Cucchiarini con la sua classica battuta in salto a tutto braccio. 2-7-0, ricordiamo il vantaggio di Palau, 25-16, 25-20, ma la Virtus adesso sta giocando un'ottima davvero partita con grande precisione in difesa e ricezione, poi l'attacco che sta diventando efficace con Di Paolo e Agostinucci che a turno vanno a distribuire il gioco su Forastieri, Polito e Francesca De Rossi. Sintoni ancora da Menardo, va dalla sua centrale Caterina Sintoni, vede che in banda si fa fatica e allora Sintoni con grande esperienza chiama in causa Melanie Menardo, giocatrice di assoluto affidamento, non sempre trovata con continuità da parte delle ragazze di Guidarini, soprattutto con ricezione imperfetta. Si fa fatica a trovare Melanie Menardo, che però appunto, come abbiamo visto in questa circostanza, quando chiamato in casa con buona qualità difficilmente sbaglia. Adesso un grande attacco da parte di Francesca De Rossi, la palla però è out e allora ritorna avanti la Capodorso. Adesso sì, siamo nella fase calda di questo terzo set, massimo sforzo per la Virtus Roma per allungare il pomeriggio palaese, ma la Capodorso non può permettersi di rischiare nulla, di rimettere in discussione la vittoria odierna. Baldelli, c'è la difesa di Francesca De Rossi, quindi ancora l'attacco della numero 3 della Virtus, Forastieri in palleggio, poi ancora Francesca De Rossi, tocca il muro formato da Coro e Sintoni e la palla cade a terra con Guidarini che invita proprio Menardo a entrare dentro il campo a provare a difendere questa palla. Menardo che invece è rimasta troppo sulla diagonale anziché stringere, ed è 18 pari. Sbaglia il servizio Francesca De Rossi. (19-18) sale, come potete sentire dai rumori di fondo, sale l'incitamento del pubblico del Palaginestra in un momento in cui la Capodorso ha bisogno del sostegno
del suo pubblico. Ancora a mettere a terra questa palla Forastieri, che sta tenendo alto il tenore dell'umore del suo gruppo. In campo di nuovo Ilaria Rosa al servizio. Luca Nobili che dunque si gioca la carta della sua numero 17 al posto di Carolina Romei per rinforzare la sua seconda linea. Va al servizio la neoentrata. Su Pesce, quindi Sintoni da Baldelli, deve aggiustare la sua rincorsa. L'attacco tocca l'asticella ed è 19 pari. Aspetta, 20-19 Virtus. 20-19 Virtus con questo errore in attacco di Baldelli. Stavolta su Cucchiarini il servizio di Rosa. Sintoni va da Loddo. Buono ancora l'attacco di Laura Loddo, palla sopra le mani del muro, non ci arriva, tuffandosi sulla destra Francesca De Rossi. Cambio per Antonio Guidarini che manda in campo Baldelli al posto di Alessia Vivo. Partita abbastanza opaca per Giorgia Baldelli, probabilmente neanche al meglio della sua condizione fisica. Un po' di ghiaccio per lei. Infatti adesso va a togliersi la scarpa Forastieri. Stavolta viene dentro il campo e va a mettere a terra un altro gran bel pallone. Gran partita da parte della numero 8 della Virtus. Adesso appunto vediamo Baldelli che si toglie la scarpa in panchina. Allora per lei problemi probabilmente al solito tendine d'Achille destro. Ne abbiamo parlato spesso nelle scorse settimane. Chissà se riuscirà a rientrare. Soprattutto Palau si augura che non ci sia ancora tanto bisogno di Baldelli in questa partita, perché vorrebbe dire chiuderla in 3-7, ma non è assolutamente facile perché la Virtus sta facendo una grande gara. La palla è ancora viva, Sintoni arriva, Pesce, poi Cucchiarini, la palla sopra il muro, è attenta Teofile, quindi Di Paolo da Forastieri, Murata, la copertura di Francesca De Rossi, poi manda la palla di là, protesta Guidarini, ma si gioca Loddo a segno. Laura Loddo. 21 pari. Si accendono gli animi adesso in campo perché Guidarini per 2 volte ha protestato con gli arbitri per palla sotto la rete adesso da parte di Laura Coro che sbaglia malamente il servizio. Brutto errore questo in un momento importante. Abbiamo visto Azzori che ha richiamato ufficialmente capitano Caterina Sintoni per placare la panchina, in particolare Guidarini che per 2 volte aveva chiesto il fallo in palleggio da parte delle avversarie. L'Ace adesso ancora di Forastieri che anche con fortuna va a firmare un altro punto importantissimo. 23-21. Time out in campo, lo chiede Antonio Guidarini, il primo discrezionale della sua partita, più 2 Virtus Roma, vicinissima a trovare una clamorosa, bisogna dirlo, affermazione in questo terzo set. La battuta di Forastieri, c'è Sintoni da Menardo, out, l'attacco di Melanie Menardo, il momento adesso è complicato per la Capodorso Palau. 24-21, 3 palle set per la Virtus Roma, altro time out per Guidarini e adesso c'è bisogno dell'impresa per Palau per chiudere 3-0 questa partita. Virtus Roma che invece vede la vittoria del terzo set. La battuta ancora di Forastieri, sicuramente la migliore in campo in questo pomeriggio, sicuramente la migliore della Virtus Roma, proprio lei adesso a difendere, poi il pugno da parte di Paolo, Sintoni da Loddo per annullare il primo set point della Virtus, difesa out sull'attacco di Laura Loddo. E allora time out stavolta per Luca Nobili.
24-22 Virtus Roma. Si ritorna in campo, 2 palle set ancora per la Virtus Roma. Il primo lo ha annullato Laura Loddo, adesso però Palau deve difendere sull'attacco della Virtus. Il servizio di Loddo che va da Teofile, battuta molto insidiosa, riesce comunque a tenerla in campo, quindi De Rossi, Francesca per chiudere. C'è però la difesa ancora di Loddo che sta facendo una gran partita. Cocchiarini, la palla sbatte, tocca l'asticella e allora altro set point annullato. 24-23 adesso. Un'altra palla set per la Virtus e chiede la formazione qua Francesca De Rossi. Luca Nobile ovviamente rincuora le sue ragazze e vede vicinissima la vittoria di un set che sarebbe comunque tanta roba per le laziali. Laura Loddo al servizio, sta salendo in cattedra in attacco per trascinare la Capodorso in un terzo set molto difficile per le ragazze di Antonio Guidarini. Si ritorna dunque a giocare, servizio affidato alla numero 8 bianco-verde. La battuta per lei, a cercare ancora Teofile che riceve bene. Di Paolo spinge da Francesca De Rossi, c'è Pesce e allora Sintoni per impattare da Cucchiarini. Invasione, parità allora, terzo set annullato, è tutto in piedi. Il pubblico del Pala Ginestra è tornato davvero infernale in un pomeriggio che sembrava facilissimo, viste le facili 2 affermazioni nei primi 2 set, invece si è rivelato palpitante e stiamo assistendo davvero a un terzo set molto molto bello e combattuto. Time out in campo per la Virtus Roma e noi ci fermiamo. 24 pari, allora è tutto in discussione in questo terzo set. Virtus che ha sprecato 3 set point, adesso Di Paolo, anzi Polito non chiude, quindi Cucchiarini, il punto da parte di Cucchiarini che va a conquistare il match point in questo terzo set assolutamente duro per le galluresi. Adesso break di 4-0 per Palau, ancora il turno in battuta di Laura Loddo. Adesso Palau può chiudere il servizio della numero 8. La battuta in campo, arriva l'Ace, vince la Capodorso. Palau vince 26-24 questo terzo set. La si è vista brutta la squadra gallurese, la festa esplode al Pala Ginestre. 25-16, 25-20, 26-24 in un'ora e mezzo circa in questa gara al Pala Ginestre, tra la seconda in classifica che dunque conferma la posizione d'onore, conferma matematicamente la partecipazione al playoff. Chiuderà sabato prossimo in casa di Todi e noi andiamo in campo dunque a raccogliere le interviste, ribadendo il punteggio, il finale, il 3-0 della Capodorso sulla Virtus Roma. E allora abbiamo raggiunto il parquet del Pala Ginestre con dunque la Capodorso Palau che ha portato a casa questa vittoria per 3-0 contro la Virtus Roma. Io mi avvicino ad Antonio Guidarini, gli chiedo, mentre proseguono i festeggiamenti, oggi anche lo spumante per la festa della formazione bianco-verde, una affermazione molto complicata per le ragazze di Antonio Guidarini che tra poco avremo ai nostri microfoni. La festa è esplosa anche perché appunto Palau ha davvero sofferto contro una Virtus Roma assolutamente mai doma. Io chiedo ad Antonio Guidarini di raggiungere con me la solita postazione delle interviste, una partita che appunto vi abbiamo raccontato in diretta, che nei primi 2 set non aveva avuto granché da dire, con Palau in assoluto controllo, e poi nel terzo anche un po' di confusione per le galluresi. Lo vado a chiedere ad Antonio Guidarini, un terzo set dove vi siete un pochino spente, loro hanno preso fiducia, insomma è stata un pochino più complicata del pronostico. No, diciamo che sapevamo benissimo il loro valore tecnico, non dimentichiamoci che sono andati in casa della prima classifica e hanno perso 3-2, quindi è stato un nostro calo un po' mentale che le ha fatte salire su parecchio. Comunque bisogna dare anche merito a loro che ci hanno
messo in difficoltà, hanno preso un sacco di palle in difesa e sbagliando poco, però siamo state molto brave noi sul 24-21 a non sbagliare più niente e a concretizzare quei palloni che prima magari facevamo un po' più fatica a mettere a terra. Traguardo matematico adesso dei playoff era già molto vicino, è comunque un traguardo storico. Sì, per Palau è un traguardo storico, ricordiamo che siamo solo al secondo anno di campionato nazionale e arrivare subito ai playoff, penso, siamo tutti contenti e orgogliosi di quello che abbiamo fatto sino adesso. Importante anche la chiusura della partita di oggi, anche per entrare un po' in clima playoff, no? Perché sarà a giocare queste partite come nel terzo set per tutta la durata delle stesse. Sì, diciamo che da adesso in poi dovremo cominciare a ragionare per i playoff, quindi come affrontare i playoff con una mentalità sempre concentrata sino dall'inizio alla fine della gara, ma ho un sacco di ragazze esperte dove hanno fatto più volte playoff e quindi sapranno gestire bene la loro presenza in campo. Prima di chiudere, come sta Giorgia Baldelli? Abbiamo visto che è uscita nel terzo set, tolto la scarpa, problema più serio, insomma, illuminaci. No, sappiamo che Giorgia ha ancora dei problemi al tendine, riposa una volta alla settimana in più delle altre, ha ancora questo problema al tendine, stiamo cercando di gestirla al meglio. Finché riusciamo a gestirla così va bene, fa fatica, oggi era un po' più affaticata delle altre volte, adesso vediamo come vanno gli altri risultati per se tenerla a riposo per la prossima partita o averla in campo. Comunque dovremmo averla, avevamo oggi l'influenzata Elena Formisano e per problemi di famiglia mancava Valentina Zena, del resto la squadra sta abbastanza bene. Grazie mille Antonio Guidarini, lo liberiamo e noi andiamo a chiudere questa diretta da Palau, ribadendo la vittoria della Capodorso per 3-0 sulla Virtus Roma, 25-16, 25-20, 26-24 in un'ora e mezzo circa. Questo l'andamento del match. Ovviamente vi rimando a sardegnasport.com, a directasport.it per tutti gli altri appuntamenti in programma tra stasera e domani, ce ne sono davvero tanti. La copertura giornalistica da parte di Sardegna Sport su tutto quello che riguarda lo sport sardo. Da Palau per il momento è tutto, da Fabio Frongia e Andrea Farris l'augurio di una piacevole serata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre